Inaugurato ieri a Pianiga nel Veneziano il nuovo magazzino del Banco Alimentare, riferimento per i volontari delle province di Padova e Venezia. Il centro si sviluppa su una superficie di 1000 metri quadri ed è affiliato a quasi 100 associazioni di volontariato, parrocchie, Caritas e mense. Per noi è assolutamente una grande opportunità per poter essere ancora più vicini alle associazioni di questo territorio che magari hanno un po' troppa distanza rispetto al nostro magazzino di Verona e che quindi avranno la possibilità di essere serviti in modo più adeguato e migliore. Una storia trentennale, quella del Banco Alimentare, nato nel 1993. Da allora sono stati migliaia i volontari che hanno aderito a questo progetto. I prodotti che raccogliamo, che vediamo qua dietro una bella rappresentanza di prodotti, questi prodotti sono poi successivamente distribuiti con frequenza mensile alle associazioni che sono convenzionate con il Banco Alimentare e vengono mensilmente a ritirare i prodotti. Il magazzino per le associazioni è aperto 3 volte al mese, il sabato mattina, e ci sono i volontari che consegnano i prodotti alle diverse associazioni in base agli assistiti e alle persone assistite che le associazioni hanno. Un impegno per garantire a tutti un pasto. E sappiamo quanto oggi sia importante l'attenzione al cibo, visto i costi delle materie prime, i costi del carrello della spesa, per cui veramente è diventato una priorità. E poi l'attenzione alle persone fragili, alle persone che sempre più si trovano in difficoltà ad avere qualcosa da mangiare, per cui bisogna proprio continuare a mantenere viva la cultura al cibo e alla relazione con le persone fragili e vulnerabili.